Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi parliamo della seconda legge, proseguendo appunto il discorso iniziato con la legge dell'unità e parliamo appunto della legge del binario. Per farlo anche in questo caso ci rifacciamo alla tavola smeraldina, dove appunto c'è il secondo assunto che dice: ciò che è in basso è come ciò che è in alto e ciò che è in alto è come ciò che è in basso per compiere il miracolo della cosa unica. Dunque anche qui si riafferma che la cosa è unica, tornando dunque, rifacendosi alla legge dell'unità già menzionata alla prima terzina, però c'è un approfondimento. In prima battuta ci viene detto che tutto è trino, dunque appunto che esistono tre aspetti, il positivo, il negativo e il neutro, e in seconda battuta appunto si approfondisce l'analogia che è presente nella polarità. So che adesso sembra molto difficile secondo questa frase che ho detto, da comprendere, ma in realtà è molto semplice. È vero che esistono queste due forze opposte, ma queste due forze contengono una analogia. Intanto l'analogia risiede nel fatto che posseggono la stessa forza. Non esiste una superiore all'altra, ma sono forze che hanno appunto lo stesso potenziale. Non solo. In questo caso ci aiuta il simbolo del Tao, quella sfera che al cui interno è suddivisa in due parti che sembrano, cioè una bianca e una nera, al cui interno in quella nera risiede un piccolo punto bianco e in quella bianca un piccolo punto nero. Questo perché? Lo vediamo subito. Non esistono forze opposte di natura perfetta, cioè non esiste il male perfetto e il bene perfetto. In entrambi esiste un po' dell'altro. Questo perché non esiste questa perfetta divisione delle cose, ognuna delle due è lievemente sporcata dall'altro, cioè significa che in ciascuna delle due c'è il germe dell'altro. Facciamo un esempio, così che vi sia chiaro secondo il libro della vita. Nel momento della nascita, ad esempio, quando una persona nasce, c'è già insito il germoglio della morte, nel senso che la vita stessa impone il momento della morte, cioè finché uno non nasce non muore, ma nel momento in cui nasce c'è già in sé il germoglio di quel momento, cioè possiede già la vita stessa il potenziale della morte. Al contrario, tutto ciò che muore possiede in sé una forza rigenerante, cioè tutto ciò che è in stato di morte chiaramente poi si trasforma e diventerà altro. Facciamo per esempio l'esempio di una pianta. Quando questa pianta nasce si sa già che avrà il suo ciclo vitale e morirà. Nel momento in cui muore diventa parte della terra e la feconda con quello che conteneva a livello nutritivo e va a nutrire per formare nuova vita. Dunque ce l'abbiamo sotto gli occhi che pur essendoci le due polarità, esse non sono perfette e assolute, ma entrambe, sia l'una che l'altra parte, contengono un germoglio della parte opposta. Dunque non esiste questa suddivisione netta e non esiste nemmeno l'idea di un Dio che è solo bene. In questo senso per la magia un'affermazione del genere è assolutamente un'eresia. Non si può suddividere e preferire una parte piuttosto che l'altra, come non può prevalere il bene, non può prevalere il male, perché l'universo si fonda su un equilibrio. Nel momento in cui si agisce soltanto in una direzione senza tenere conto della forza opposta, si genera uno squilibrio. Questo è importantissimo anche poi nella ritualistica da mantenere a mente, perché pur potendo scegliere di operare nel campo del bene, nel campo del male,
diciamo che in termini magici magia bianca, magia nera, si deve sempre in ogni caso controbilanciare con un'azione che porti equilibrio all'operazione magica, altrimenti questo disequilibrio diventa comunque qualcosa che l'operatore paga in prima persona e pena anche la non riuscita, se non addirittura proprio le conseguenze di quello che era il rituale. Ma vediamo tutto questo aspetto in termini un pochino più scientifici, così che comprendiate che la magia non è soltanto un gioco o un passatempo per persone superstiziose, ma ha in sé un'origine assolutamente nobilissima e, e tutte quelle che sono le conoscenze attualmente scientifiche che stanno emergendo erano già bagaglio culturale degli antichi magi. Dunque la scienza oggi conferma quello che già gli ermetisti, i grandi magi della storia conoscevano, ovviamente con termini ermetici e con termini alchemici. Ad esempio noi sappiamo, noi possiamo far corrispondere alla forza positiva, dunque alla forza di espansione, il simbolo del sole e dunque il sole come dominatore in quanto elemento positivo, al suo opposto come forza di contrazione, come forza diciamo negativa, abbiamo la luna. Ma attenzione, il sole porta in sé il germoglio anche di quello che sarà il decadimento, no? Anche solo il ciclo stesso di sorgere, sebbene sia fittizio, questo è chiaro, però il sorgere e il tramontare comunque mantiene in sé questa insita polarità di un solo aspetto, cioè la polarità è multipla. In che senso? Abbiamo il positivo e il negativo, ma nel positivo esiste un'interna polarità, cioè c'è già il germoglio del negativo e così al contrario. Tant'è che anche la luna che raccoglie e contrae in realtà genera la vita e poi quella che appunto porta avanti la gestazione. Dunque abbiamo questi due aspetti che non possono essere scissi l'uno dall'altro in modo netto, ma pur essendo forte la polarità al suo massimo grado, conterrà sempre un po' dell'opposto. E come dicevamo appunto, non possiamo parlare dal punto di vista matematico o comunque scientifico, facendo sempre l'esempio degli atomi, come facevo già nel caso della legge dell'unità, facendo presente appunto che un atomo ha tre componenti interne, la parte positiva, la parte negativa e la parte neutra. Ma se noi guardiamo in fisica esiste l'atomo e l'antiatomo. Dunque anche qui è manifesta la legge del binario o comunque della polarità. Per quanto riguarda nella magia, noi non possiamo parlare per forza di cose di più e meno, cioè non possiamo associare il più uno e il meno uno se vogliamo, anche se idealmente ci fa comprendere il concetto del positivo e del negativo e del concetto appunto del positivo che tende all'infinito, del negativo che tende all'infinito e dunque di un'infinita crescita e espansione e di un'infinita diminuzione e contrazione. Queste sono comunque da tenere a mente come forze, ma per sintesi e per simbolo l'aspetto passivo negativo sarà una linea orizzontale, mentre sempre per sintesi un aspetto positivo sarà la linea verticale. Queste sono diciamo le espressioni contenute diciamo così a livello simbolico in quello che è la magia. Ma non solo. Riprendiamo l'assunto del secondo punto della tavola di Smeraldo. Praticamente noi ci accorgiamo appunto che viene espresso ciò che è in basso e come ciò che è in alto, allo stesso modo viene detto ciò che è in alto e come ciò che è in basso. Questo perché è presente appunto una polarità
una divisione tra basso ed alto, ma una somiglianza fra l'alto e il basso, cioè entrambi sono collegate, sono connesse, sono uno la raffigurazione dell'altro. Ecco che torna il concetto di macrocosmo e microcosmo, dove l'uomo è a immagine di Dio. In questo senso è Dio stesso a concedere all'uomo di essere una creatura che contiene in sé tutto il potenziale divino, ed è questa una cosa fondamentale che poi ci serve nella pratica magica, questa certezza assoluta di essere una manifestazione del Dio vivente. Ma lo vedremo poi con calma e più avanti sicuramente con altre condivisioni. Per il momento vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito a non perdervi la prossima condivisione e vi ringrazio ancora. Un grandissimo abbraccio dalla vostra Hildegarda. A presto.